Amici di QDP News, la maturità è partita oggi per 500.000 di studenti italiani. Umberto Eco, il PIL, il rapporto padre-figlio e il voto alle donne del 46, ma anche una riflessione sui confini, l'avventura dell'uomo nello spazio e il valore del paesaggio. Sentiamo allora com'è andata la prima prova di italiano qui all'Istituto Superiore Giuseppe Verdi di Valdobbiadene. Al via la prima prova di italiano, com'è andata? Bene, dai, subito avevo un po' di dubbi su quale traccia scegliere, poi ho scelto la tipologia D che era sui confini, sull'immigrazione, quindi era abbastanza attuale, mi è piaciuta un po' come traccia, dai. Oggi la prima prova, com'è andata? È andata relativamente bene, il tema mi è piaciuto, ho fatto quello d'ordine generale, adesso speriamo bene per la seconda prova. Prima prova di italiano anche per queste 4 ragazze, com'è andata? Bene, dai, tutto a posto. Sorprendentemente bene. Speriamo bene. Quindi si va di bigliettini. No, domani proprio non credo. Cosa vuol dire copiare? non No, so no. neanche da dove copiare. Prima prova, com'è andata? Bene dai, la mia sensazione, se vuoi proprio una battuta qua a caldo, non so bene la sensazione che avrebbe una mucca, ma mi sento tipo una mucca appena munta. Quindi sì, mi sento un po' smunto. Questa è proprio la battuta a caldo. Domani? Domani spero vada bene, spero che la traccia sia orribile nel senso buono, però sì, cerchiamo di far bene. Che traccia hai scelto? Ho scelto la traccia di economia, Il tema qual era? il PIL, quindi ho dovuto argomentare perché i paesi non dovessero essere valutati solamente in base al PIL. L'hai trovata difficile? A dire il vero all'inizio sì, ma poi non così tanto, cioè sono riuscito ad argomentare un po' la situazione. È andata la prima prova. Per la prima prova bene, adesso vediamo la seconda e la terza. Che traccia hai scelto oggi? Il paesaggio come valore da affrontare, da preservare e basta. Domani invece come si arriva? Come si arriva domani? Un po' in ansia perché l'inglese non è il mio forte. Esatto, uguale, proprio così. Uguale. Un po' di difficoltà. Si riesce a copiare qualcosina? No, non penso. Assolutamente no, siamo No. controllati. Sì, proprio. Va bene, in bocca al lupo. Vedi. Dai, com'è andata? È andata, penso bene, ho fatto scena Scena muta? No, era scritta. e messaggio breve, il rapporto tra padre e figlio. Rapporto tra padre e figlio, come l'hai trovata? Difficile? Sì, cioè oddio, tra le altre scelte ho trovato questa la più facile, su cui potevo esprimermi meglio, però sì, è stata abbastanza difficile rispetto alle prove che abbiamo fatto durante l'anno, secondo me. E domani cosa ti aspetta? Non ne parliamo. Prima prova finita anche per te, com'è andata? È stata abbastanza, a parere mio è stata abbastanza dura. Che traccia hai scelto? La tipologia C, ambito storico, Quindi l'hai trovata difficile. è abbastanza. Più che altro trovare anche un titolo adatto mi ha portato via specialmente anche quello solo mezz'ora di tempo. La prima prova si è conclusa anche per voi, com'è andata? Speriamo bene. Sì, dai, diciamo una preghierina. Che traccia avete scelto? È la tipologia B, il saggio letterario sul rapporto padre-figlio nel Novecento, nella letteratura del Novecento. L'analisi del testo era un saggio di Umberto Eco e sì, spero sia andata bene. Domani invece cosa vi aspetta? Ah, inglese. La seconda prova di inglese. Tante risate. Mamma mia, sì, esatto. Speriamo bene anche quella, è una comprensione più una produzione, quindi tutto a posto. Ciao! Qualche bigliettino si riesce domani a portarlo? No, bigliettini. Io l'ultima volta che ho usato bigliettini non ho avuto debito, quindi basta, non voglio proprio più vederli nella mia vita i bigliettini. E allora in bocca al lupo, grazie. Sì, grazie. Prima prova finita, com'è andata? Bene dai, Finita. Abbastanza bene, sì. Quale traccia avete scelto? Io quello socio-economico. quello tecnico-scientifico. Come le avete trovate? Difficili, fattibili? Sono abbastanza fattibili, sono tanti temi di attualità più che altro, quindi si può fare ricorso abbastanza alle proprie esperienze personali. Ve le aspettavate come tracce? No, sinceramente no. Pensavo ci sarebbe stata una traccia sull'immigrazione o qualche tema di attualità così. Invece piuttosto, non lo so,
diverse dal solito. Sì. Domani invece spazio alla seconda prova con... Matematica, sarà tosta, matematica, sì. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Uno su 1000